Oggi, annaffiando le mie piante, il pensiero va al mondo dell'acqua. Il mondo dell'acqua che è l'acqua che è particolarmente presente nel nostro territorio. Se pensiamo poi al vicino comune di Trecenta, che ospita una delle zone umide più note in tutto il territorio veneto. Infatti sto parlando della zona dei gorghi, questi specchi d'acqua nati molto probabilmente da un ramo sottostante del fiume Po e che hanno generato appunto questi specchi d'acqua che sono meta di passeggiate a piedi piuttosto che in bicicletta, ma sono anche luoghi su cui le persone del territorio amano un po' raccontare leggende, storie legate diciamo proprio a questo territorio. Infatti la particolarità di questi gorghi è che sono talmente cari alle persone che ognuno di questi gorghi è contrassegnato da un nome. Infatti abbiamo il gorgo della Marzanata, abbiamo il gorgo del Magherino, addirittura gorgo dei Magherini perché si divide in due, il gorgo bianco, il gorgo della Sposa, che è il più noto di tutti perché conosciuto per la triste leggenda che pare, secondo la quale una ragazza figlia di una nobile famiglia del luogo fosse stata destinata in matrimonio ad una persona che lei non amava e che quindi avesse preferito, durante una notte di luna piena, buttarsi nelle acque del gorgo piuttosto che essere accasata con una persona che lei non amava. Ma tra questi gorghi ce n'è un altro che ricade nella frazione di Pissatola ed è il gorgo della Malopera, di cui non si conosce storicamente l'origine, diciamo, del nome. Pare perché forse male costruito, che forse non funzionasse come in linea con gli altri gorghi. In questi giorni, poi, tra l'altro, questa zona è particolarmente frequentata perché sta ospitando una festa contadina, una festa che richiama un po' i lavori agricoli della zona legati al mondo dei cereali, legati al mondo del mais, al mondo della trebbiatura. Infatti, durante questa manifestazione, in una serata ci sarà la gara con le trattrici d'epoca.